Ciao a tutti, oggi è il 7 di ottobre e vogliamo commemorare una data, un evento molto importante, l'anniversario della battaglia di Lepanto avvenuta nel 1571. E abbiamo con noi Davide Lovat, insegnante di storia e teologia a Vicenza, e con lui affronteremo, ci racconterà gli accadimenti della battaglia di Lepanto, come è avvenuta e alcuni dettagli che magari non tutti conoscono. Però innanzitutto vorrei fare una panoramica su quello che è questo evento che vogliamo ricordare. Lepanto. Innanzitutto non credo che tutti sappiano dov'è Lepanto, magari si nomina tante volte, si dà per scontato che tutti lo sappiano, ma in realtà forse non tutti hanno presente dove geograficamente è ubicato. E poi, cos'è stata la battaglia di Lepanto, chi ha combattuto e che significato ha avuto nella nostra storia? Perché è una battaglia che tuttora viene ricordata dalla Chiesa Cattolica e comunque dalla cristianità in generale, e viene ricordata la prima domenica di ottobre. Perché? Perché il 7 di ottobre del 1571 era appunto una domenica e quindi tuttora si celebra la prima domenica di ottobre l'evento. È una data che viene ricordata anche per un aneddoto legato al nostro carissimo Sebastiano Venier, ma adesso vedremo tutti questi dettagli assieme al nostro Davide Lovat, che saluto. Ciao Davide. Ciao, ciao Tutto Daniele. bene? Tutto bene, grazie. Bene, benvenuto. E quindi ti chiedo, Lepanto, perché dobbiamo ricordarla? E come è avvenuto e chi ha combattuto? Perché ricordiamo che è stata una lega che ha combattuto questa importantissima battaglia, quindi siamo stati presenti noi, ma non solo. Lascio a te la parola e illustraci, illuminaci. Grazie. Grazie Daniele. Allora, intanto partiamo dalla prima domanda che avevi ventilato, che è dov'è Lepanto? Lepanto è situata quasi di rimpetto a Patrasso, ma a questo punto non mi chiede dov'è Patrasso. Se uno ha presente come è fatta la Grecia, che è quasi tagliata in due dal Golfo di Corinto, all'inizio del Golfo di Corinto c'è appunto Patrasso nella parte sud, nel Peloponneso, e Lepanto quasi di fronte, circa 5 chilometri più a est, sulla costa nord, quella attaccata al continente. Siamo all'inizio di quell'insenatura che arriva in fondo a Corinto, dove c'è l'istmo che è stato tagliato dal famoso canale. Lì avvenne questa battaglia che è stata una battaglia di storica importanza, viene assimilata per esempio a quella di Poitiers del 732, quando Carlo Martello vicino ai Pirenei respinse la prima ondata di invasione islamica in Europa, e poi a quella definitiva per certi aspetti di Vienna nel 1683, l'11 e 12 settembre, che segnò la fine dell'avanzata turco-ottomana nel continente lungo i Balcani. Arrivati alle porte di Vienna furono respinti definitivamente. In mezzo c'è la battaglia di Lepanto, che è altrettanto importante e per certi aspetti ha assunto una valenza simbolica e iconografica anche maggiore. Perché è così importante questa battaglia che avviene nel 1571, quindi 112 anni prima di quella di Vienna? È importante perché è la prima vittoria della cristianità contro l'impero ottomano, che sembrava invincibile. Gli ottomani erano sempre riusciti ad avanzare da quando erano scesi in Anatolia, cioè l'attuale Turchia, erano arrivati nel 1453 a prendere Costantinopoli, a far cadere l'impero romano d'Oriente, ciò che rimaneva dell'antico impero romano, e avevano poi cominciato a conquistare le isole dell'Egeo, i territori sia veneziani che precedentemente bizantini. Negroponte, per esempio, aveva visto il martirio di Paolo Erizzo per quanto riguarda Venezia. Continuavano ad espandersi e parevano invincibili, tanto che in Europa c'era una sorta di terrore. Ora, nel 1571 avevano assediato e preso anche Cipro, che era uno dei possedimenti veneziani, con il famoso martirio di Marcantonio Bragadin.
che gettò nello sconforto, ma suscitò anche grande scandalo in tutta Europa, perché era un bailo, un diplomatico importante, e venne trattato contro tutte le convenzioni dell'epoca, con il martirio terrificante che subì. Era già 2 o 3 anni in realtà che la pentola bolliva, e Venezia era pronta alla guerra, con la guerra in mare con Costantinopoli, e quindi con l'impero turco ottomano, mentre il resto d'Europa tentennava. Il Papa Pio V stava sollecitando la partenza in una Lega Santa che coinvolgesse non solo lo Stato Pontificio, non solo l'impero, il Sacro Romano Impero, ma anche la Spagna e anche la Repubblica di Genova e anche diversi altri staterelli delle terre italiche. La Francia si teneva fuori, perché la Francia invece parteggiava per l'impero ottomano perché indebolisse le sue potenze rivali. Non importa, la Lega Santa si era formata, ma non si decideva a partire. L'episodio tragico di Famagosta e del Bragadin fu la spinta per partire rapidamente e unire la flotta della Lega Santa con quella veneziana, che componeva circa il 50% delle forze complessive, per cui Venezia da sola faceva metà delle forze di tutta la flotta, e da Messina partì la flotta della Lega Santa, si unì con quella di Venezia e andarono a raggiungere quella turca proprio all'imbocco del canale di Corinto. Il 6 di ottobre arrivarono e il 7 scoppiò la battaglia. Noi non entriamo nei particolari perché sarebbe lunghissimo, poi noi abbiamo gli appassionati che starebbero a guardare ogni singolo particolare. Le descrizioni della battaglia di Lepanto sono minuziose e straordinarie dal punto di vista della tattica militare, perché entrambe le parti fecero cose notevoli, però prevalse che cosa? Il maggior avanzamento tecnologico, potremmo dire oggi, degli armamenti e soprattutto delle navi della flotta europea. In particolare le galeazze veneziane fecero la differenza in maniera netta, ritenute fortezze inespugnabili da parte degli avversari, e alla fine l'esercito cristiano sbaragliò i turchi. Questa vittoria segnò un punto di non ritorno dal punto di vista della scacchiera strategica del Mediterraneo. Difatti l'impero ottomano capì di non poter avere il predominio sui mari e rinunciò a svolgere la politica di conquista attraverso le battaglie navali. Ricostituì la sua potenza marittima, ma più per funzioni di polizia oppure per andare ad assediare Creta successivamente, ma sempre da un punto di vista logistico. Quando portarono via Creta-Venezia, usarono la flotta, ma non per fare scontro aperto, ma semplicemente per portare soldati, viveri, vivande, no? Di conseguenza, la potenza turca si trovò davanti a uno scacco, capì di non poter vincere l'Occidente per mare, in quanto gli altri erano in grado di sbaragliarli in scontro aperto. E quindi si dedicarono all'espansione via terra, che continuò, come abbiamo detto prima, verso Vienna. Psicologicamente per gli occidentali fu il segnale che non era imbattibile il turco e che quindi insieme si poteva resistere. Questa cosa fu importantissima anche per gli eventi di Vienna di 110 anni dopo e per quelli immediatamente successivi che riportarono alla pace di Karlowitz del 1699. Detto questo, è importante ricordare che cosa? Che fu il Papa Pio V a essere il leader spirituale di questa coalizione politica, tanto che quando ebbe notizia della vittoria conseguita per mare, sancì il ripristino dell'usanza di suonare le campane a mezzogiorno, che era stato sospeso dopo che era stato indetto da un altro Papa 100 anni prima, quando a Belgrado, con la guida di un frate che era San Giovanni di Capestrano, ci fu la resistenza che respinse il primo assalto dei turchi. Belgrado cadde lo stesso poi, purtroppo, perché appunto sembravano invincibili. Però ecco, quell'usanza di suonare le campane a mezzogiorno in segno di festa era stata indetta nel 1456, era diventata desueta, Pio V la ripristinò. Non solo, il 7 ottobre istituì la festa della Madonna della Vittoria,
che il suo successore, Gregorio XIII, quello che poi riformò anche il calendario giuliano per farlo diventare calendario appunto gregoriano, che è quello che abbiamo in uso ancora oggi, proprio in questi giorni, peraltro, saltarono via 11 giorni del calendario, ma questo è un altro discorso. Gregorio XIII mutò il nome di Madonna della Vittoria in Madonna del Rosario, dedicando alla preghiera popolare che i domenicani avevano diffuso in tutta la cristianità questa festività. Perché? Perché riconosceva nell'intervento della Vergine l'elemento decisivo affinché la flotta cristiana e le truppe cristiane in numero sicuramente inferiore avessero la meglio su un nemico che fino a quel momento pareva invincibile. Ecco, questo è quanto dal punto di vista storico. Potremmo aggiungere un elemento di folklore che magari a alcuni fa piacere. In tanti paesi del Veneto ancora ci sono le sagre, almeno non in questo periodo di Covid, ma tradizionalmente la sagra per la Madonna del Rosario c'è ancora da tante parti. Qui vicino, io sono a Vicenza, qui vicino c'è Torre di Quartesolo, ma conosco altri posti che lo fanno, dove la pietanza classica è, vista la stagione, quella dei bigoli con l'arna, che è legata a doppio filo con questa festa. Che si festeggia dappertutto, anche qui a Verona. E sì, tutti gli anni in questo periodo pullulano sagre e feste di paese dove si mangiano i bigoli con l'anara, da noi si dice, ma sempre quella è. Io ti ringrazio Davide, e credo che sia molto importante che tutti ricordiamo in generale la storia e soprattutto questo evento, perché forse adesso si tende a dare poca importanza agli eventi del passato, agli eventi storici, i giovani spesso non ne sono a conoscenza e sarebbe bello che fosse diffuso magari anche questo video che in poche parole, con sintesi, dà l'idea di quanto è stato importante e cruciale quel giorno, perché comunque le sorti dell'Europa avrebbero potuto cambiare da quel giorno se non avessimo avuto la tenacia di combattere e di non mollare. Talvolta per preservare la pace bisogna fare la guerra, Esatto, purtroppo diceva sì. a quantomeno per difendersi. Esatto. È stata una data fondamentale, se possiamo raccontarla noi oggi così come siamo, è grazie anche al sacrificio di tanti che quel giorno immolarono la loro vita a difesa della nostra civiltà. Io so che forse tu hai un regalino da farci, per cui ti lascio la parola e sono curioso. Grazie. È un regalino, è una poesia. Io, come qualcuno saprà, amo scrivere poesie e mi sembrava giusto dedicare qualche riga anche a Sebastiano Venier, che è stato l'eroe più importante di questa battaglia. Sì, se mi consenti, non l'ho detto perché ho detto non entravo nei particolari. Era Sì, uno dei due più importanti dei due, esatto. condottieri, l'altro era per una freccia in battaglia. Mhm. Il Venier fu il vero e proprio eroe su tutti. Insieme a Don Giovanni d'Austria direi che si staglia la figura di Sebastiano Venier veneziano. Poi Venier futuro doge, poi futuro doge. di cui possiamo ancora visitare e vedere le spoglie alla chiesa di Santo Giovanni e Paolo a Venezia, per chi Esatto. volesse andare a rendere omaggio. Prego. E niente, allora le mie 2 righe dedicate a Venier, spero che umilmente gliele offro, spero che apprezzi. È anche un modo per comunicare anche l'emozione che chi come Davide e me, quando pensiamo a quello che è accaduto, proviamo, perché credo che un evento del genere, se uno pensa all'importanza e alla drammaticità di quei momenti, sicuramente non può fare a meno di emozionarsi. Ok. Soffiava il vento in panza, le vele verte. Parea che non vi fosse più speranza, e già pesava le gran pene sofferte. Zala era straca de combattere la flotta, e il mar, tinto de rosso sangue, non te invidava certo a tener botta. Ma in tel cor si gava 1000 lovi in branco, e te disia che non era alternative, non se può far de manco. E in savate, sora il ponte insanguenà, le vene che stioppava de coraio, e fin alla fine non te che mai molà.
E gnanna freccia impiantante la carne t'affermà. La tua priorità era salvarne, e con le mani te colpo, te le sbregà. Jansori e San Marco gli te stava de fianco, e cantava tutti in coro, non se può il far de manco. Non se può il far de manco de salvar la nostra gente, sino a stora il mondo e sarea bel differente. Non se può il far de manco di affidarsi a coraggio e fede, per non vedere i tuoi familiari trasformarsi in prede. Non se può il far de manco di essere eroi come de bisogno, per finire che l'incubo e farlo diventare un sogno. Non se può il far de manco e per sempre te ricorderemo venier eroe del San Marco e del tuo popolo fiero. Grazie Davide per avermi concesso di condividere queste righe con Che mi hai fatto venire i chi ci penotti. ascolta. Quando la pelle d'oca anch'io stavo tremando, perché quando penso a Venier mi viene un colpo, mi viene veramente il magone. Allora salutiamo tutti, grazie. Salutiamo tutti. E speriamo che con la web TV che stiamo provando ad allestire per Assemblea Nazionale Veneta, cose come queste girino sempre di più col contributo di tutti. Grazie, grazie. E creino ispirazione. Grazie Davide e grazie a tutti, a presto. Ciao.